Confimpresa Euromed organizza un importante incontro all'Istituto Leonardo Sciascia di Agrigento dal titolo Mezzogiorno e Mediterraneo, un incontro che ha al centro il fenomeno migratorio trattato dal punto di vista politico, economico, sociale e anche culturale. Noi già l'anno scorso, il 14 di maggio, avevamo organizzato un incontro proprio qui in cui abbiamo affrontato questi temi che nell'anno passato non avevano questo protagonismo che hanno adesso. Infatti l'anno scorso abbiamo detto delle cose abbastanza inquietanti, perché abbiamo mandato poi una nota, un documento, un appello al Presidente del Consiglio, all'Unione Europea, a Frontex, a tutti, chiedendo fortemente, diciamo, delle politiche a favore del Mediterraneo, cioè, addirittura abbiamo chiesto di collocare Frontex Euro-Mediterraneo a Lampedusa. Perché? Perché l'anno scorso già rilevavamo che le competenze di Frontex non erano tali da poter assicurare gli interventi del Mediterraneo. Poi l'Italia ha fatto Mare Nostrum, ha fatto comunque il suo dovere, ha fatto bene, e oggi c'è la necessità di rafforzare ulteriormente questi temi, perché hanno a che fare col nostro futuro, cioè sono temi politici che dalle nostre parti sembrerebbero completamente estranei, ma che sono, diciamo, politiche che dovrebbero stare nell'occhio del ciclone, sono temi che dovrebbero essere presenti nell'agenda politica di tutti quelli che hanno e avranno responsabilità politica in città e non solo, nell'area vasta, quindi Porto Empedocle, Siculiana, il porto, l'area di libero scambio. Sono tutti temi che qui sembrerebbero, come dire, non pertinenti al nostro territorio, invece sono quelli più importanti. Abbiamo voluto fare questo incontro perché abbiamo preso le fila rispetto a quello che già l'anno scorso avevamo detto. Rifaremo un appello agli organi che abbiamo sensibilizzato in questo senso e speriamo di dare un piccolo contributo al dibattito. Un tema di grande attualità affrontato oggi con gli studenti dell'Istituto Sciascia. Avete scelto di parlare del fenomeno migratorio sotto tanti punti di vista. È una prosecuzione dei lavori. L'anno scorso già abbiamo avviato questo tipo di impegno, i ragazzi hanno lavorato tanto e oggi più che mai, con il fenomeno in avanzamento e quello che succede nelle coste italiane, se non nelle nostre coste in particolare, non possiamo disattendere una iniziativa intanto che parte a monte con la collaborazione di Confimpresa, quindi col dottore Lattuca, ma far conoscere questa importante realtà che noi viviamo giorno dopo giorno dalle nostre parti.